È stata la giornata del lutto per Pellestrina. Tutta l'isola ha voluto essere presente per dare l'ultimo saluto a Giannino Scarpa, stringendosi stretta attorno alla famiglia dello sfortunato muratore in pensione di 77 anni, morto martedì sera a Pellestrina, folgorato da un cortocircuito mentre cercava di mettere in sicurezza la sua casa dall'acqua alta che stava entrando al piano terra. È voluto esserci nel momento più triste anche il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, presiedendo lui stesso le esequie nella chiesa arcipretaria di Ognissanti insieme al parroco Don Paolo Lanza. L'amministrazione comunale di Venezia si stringe attorno alla famiglia di Giannino, in generale a tutte le famiglie di Pellestrina e di tutti i veneziani per questo grande disastro. Venezia è resiliente, i veneziani lo sono tutti al lavoro, c'è grande solidarietà, grande partecipazione da parte di tutti e siamo con il cuore, siamo con tutti loro. Nella sua omelia Monsignor Tessarollo ha richiamato forte il senso di comunità e di aiuto reciproco in un momento così difficile per tanta gente. La gente ha paura, ha il terrore, vede la morte, quindi questo è un lavoro prioritario da fare. E poi bisogna essere concentrati e risolvere il problema delle pompe idrauliche perché quelle non funzionano. Quindi quando entra l'acqua le pompe non funzionano e questo non deve più accadere. In rappresentanza del governatore Luca Zaia è intervenuto il consigliere regionale Alberto Semenzato. Essere vicini alla famiglia che ha perso un proprio caro. Io credo che l'elemosina che ha promesso lo Stato per questa gente che si trova veramente in una desolazione totale, 5.000 euro più o meno a famiglia, siano proprio una misera carità che Venezia e il Veneto assolutamente non meritano.